parla come la gente. Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea. Grazie a te, cara Sveva, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è la puntata numero 1054 di Zoom di giovedì 9 ottobre, l'anno del Signore 2025. Iniziamo con una breaking news battuta in questo momento dalla BBC. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta parlando e ha detto che gli ostaggi israeliani saranno rilasciati lunedì o martedì prossimo. Quindi lunedì 13 o martedì 14 di ottobre 2025 gli ultimi 48 tra vivi e morti saranno ostaggi israeliani rapiti il 7 di ottobre 2023, saranno in accordo con la prima fase del piano Trump, sulla quale c'è stato l'accordo tra Israele e Hamas questa mattina nei colloqui a Sharm el Sheikh, potranno tornare finalmente a casa. Ieri sera, passate le ore 20, The Jerusalem Post, le ore 20 ora italiana, il Jerusalem Post dava notizia che alla base militare di Remi le forze armate israeliane, le IDF, stavano già preparando tutto il materiale per accogliere sia i vivi che i morti. Quindi siamo veramente lì. Cosa sta succedendo mentre io vi parlo? Sta succedendo che alle 16 ora italiana c'è stato una prima riunione di gabinetto del governo Netanyahu, quindi diciamo i ministri più intimi, più vicini al primo ministro Bibi Netanyahu. Dopodiché, in teoria alle ore 17 italiane, le 18 in Israele, sarebbe dovuto cominciare una seconda riunione con il governo allargato, che avrebbe dovuto quindi di fatto ratificare quanto si è deciso quest'oggi a Sharm el Sheikh, approvando quindi l'accordo appunto Hamas-Israele. In realtà questa riunione è stata posticipata, per la precisione dice la BBC è stata posticipata alle ore 20 ora locale, le 19 in Italia, quindi noi, se avremo un po' di fortuna nel corso di questa trasmissione, saremo in grado di darvi eventuali aggiornamenti. Inoltre vi dico che il ministro degli esteri Gideon Sa'ar, riferisce sempre la BBC, è appena stato intervistato da Fox News e ha detto che un cessate il fuoco entrerà in vigore immediatamente dopo l'approvazione dell'accordo appunto Israele-Hamas firmato ufficiosamente, potremmo dire quest'oggi, tra le due parti a Sharm el Sheikh. Quando ci sarà l'approvazione ufficiale da parte del governo israeliano, quindi a quel punto entrerà immediatamente in vigore il cessate il fuoco e da quel momento Hamas avrà 72 ore di tempo per poter restituire gli ostaggi vivi e defunti. Il ministro Sa'ar, che vi ricordo essere ministro degli esteri di Israele, ha anche detto a Fox: ritengo che questo porterà alla fine della guerra. Per cui le ruote della storia stanno girando e noi ne siamo ancora una volta testimoni ed è un onore poterlo fare qui per voi. Molto generosamente, e io sono d'accordo con lui, il direttore responsabile Giovanni Sallusti, lo avete appena sentito, Giovanni ha detto Trump merita il premio Nobel per la pace. Nel momento in cui, già ieri io credo che il premio Nobel glielo abbiano tributato nei loro cuori tutti i parenti degli ostaggi che gli hanno parlato al telefono e lo hanno ringraziato. Credo che Giovanni abbia ragione su questo e che sia un gesto più che dignitoso e più che generoso. Temo però, in questo non sono ottimista come il nostro direttore responsabile, temo però che in quel di Stoccolma non verrà presa in considerazione questa candidatura. Perché? Perché se ad annunciare invece questo accordo farfugliando qualcosa fosse stato Biden in carrozzella,
probabilmente noi vedremmo gente a festeggiare per le strade anche in Occidente. Invece io fino a pochi minuti fa stavo parlando con un amico che faceva tutti i suoi distinguo e le sue precisazioni. Allora, parliamoci chiaro, se volete essere dalla parte della storia in maniera equanime, pregate il vostro Dio, e se siete atei pregate lo stesso, perché Dio ascolta le preghiere degli atei. Pregate il vostro Dio che questo accordo fili liscio e che tutti gli ostaggi tornino a casa, perché l'augurio, se siamo davvero dalla parte della storia e dell'umanità, è che i Gazawi e gli israeliani possano vivere in pace, sicuri per generazioni, ognuno con il loro paese e i loro diritti, soprattutto senza quella banda di tagliagole che sono quelli di Hamas. Detto ciò, il nostro paese, lo sapete, per bocca della Premier Giorgia Meloni quest'oggi ha detto che l'Italia sarà pronta a fare la sua parte. Trump batte ora la BBC, dice anche che l'attacco contro l'Iran è stato molto importante nel momento in cui durante la guerra dei 12 giorni a giugno l'America con i suoi bombardieri B-2 ha colpito i bunker sotterranei del programma nucleare iraniano, e Trump dice adesso l'Iran ora vuole lavorare alla pace, ce lo hanno fatto sapere e hanno riconosciuto che sono totalmente a favore di questo accordo pure loro. Pensano che sia una gran cosa, ha detto Trump, aggiungendo che gli Stati Uniti d'America lavoreranno insieme all'Iran. Tra l'altro il regime degli Ayatollah, che è un pochettino entrato in un cono d'ombra, ecco, il regime degli Ayatollah, pensate che in questo momento, politicamente parlando, è alle corde perché c'è una forte siccità in Iran, hanno seri problemi di approvvigionamento dell'acqua e tu puoi fare tutta la repressione che vuoi, prima o poi la gente perde la pazienza. Quindi, come vedete, anche agli Ayatollah tutto questo va bene. Per cui la notizia è, detta dal presidente Trump, se questa sera il governo di Israele ratificherà la decisione, l'accordo firmato stamattina a Sharm el Sheikh tra Israele e Hamas sulla prima parte del piano Trump, che implica la liberazione degli ostaggi e il ritiro di Israele entro una determinata fascia concordata con le sue truppe, questo significa che da questo momento, dal momento in cui ci sarà l'ok del governo di Bibi Netanyahu, ci sarà una finestra di 72 ore che permetteranno il rientro dei 48 ostaggi vivi e morti che ancora languono nei tunnel di Hamas. Il presidente Trump dice: gli ostaggi potranno tornare lunedì o martedì. E adesso, Sveva, se sei pronta, possiamo andare con il Qui Parlamento. Abbiamo l'onorevole Ingrid Bisa in seduta sul caso Al-Masri e il DEF 2025. Sveva, se sei pronta, vai pure. Grazie intanto e buon lavoro anche a te. Qui Parlamento. Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola in quest'Aula con la consapevolezza della delicatezza del tema che siamo chiamati ad affrontare. Non si tratta di un processo né di un giudizio penale. Siamo invece chiamati, come previsto dall'articolo 96 della Costituzione e della legge costituzionale numero 1 del 1989, a valutare se sussistono le condizioni che giustificano il diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti di 3 membri del governo, i ministri Nordio e il ministro Piantedosi e il sottosegretario di Stato Mantovano. La nostra funzione non è quella di stabilire se il fatto reato sussista o meno, questo spetta alla magistratura, ma di verificare se le condotte poste in essere dai ministri rientrino nell'ambito delle esimenti previste dall'articolo 9,3 della legge costituzionale 1 del 1989, ossia se i ministri abbiano agito nella tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante e nel perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo. La riforma del 1989, come sappiamo, è nata dall'esigenza di superare la stagione della cosiddetta giustizia politica e di restituire equilibrio tra giurisdizione e Parlamento. L'autorizzazione a procedere, dunque, non è un privilegio, ma uno strumento di garanzia istituzionale e la possibilità di negarla in presenza delle 2 esimenti rappresenta la clausola di salvaguardia che il legislatore ha voluto inserire per proteggere l'azione di governo
quando essa è rivolta a difendere interessi vitali dello Stato e della collettività. Lo ricordo perché è importante. Il Parlamento non deve sostituirsi al giudice penale, ma deve esercitare una valutazione politica solenne, responsabile, che tenga conto del bene superiore della Repubblica. Ma allora, colleghi, cosa è accaduto nei giorni tra il 19 e il 21 gennaio 2025? L'arresto di Al-Masri, figura di vertice della cosiddetta Rada Force libica, ha posto il nostro paese di fronte ad un bivio delicatissimo. In meno di 48 ore i ministri e i vertici della sicurezza nazionale si sono trovati a dover decidere in condizioni di eccezionale urgenza. Le informazioni dell'AISE e i nostri servizi di sicurezza erano chiare. Il trattenimento in Italia del Masri avrebbe potuto innescare gravissime ritorsioni, non semplici timori, ma rischi immediati e concreti. Minacce al personale diplomatico a Tripoli, pericoli per i nostri connazionali presenti nel paese, possibili sabotaggi alle infrastrutture energetiche strategiche, quelle stesse che forniscono circa il 9% del fabbisogno nazionale di gas naturale e ondate migratorie ritorsive. Signori colleghi, qui non parliamo di ipotesi astratte, parliamo di valutazioni precise, condivise da tutti i massimi vertici della sicurezza nazionale. Di fronte a questo scenario, cosa avrebbe dovuto fare un governo responsabile? Attendere che il primo connazionale fosse sequestrato o minacciato per convincersi della concretezza del pericolo, o piuttosto agire tempestivamente come ha fatto per prevenire il danno? Io credo che la risposta sia evidente. La Costituzione stessa, agli articoli 2, 13, 14, 32 e 117, attribuisce allo Stato il dovere primario di garantire la vita, la sicurezza e la dignità dei cittadini, ovunque essi si trovino. La decisione assunta dai ministri non è stato dunque un arbitrio, ma l'adempimento di un obbligo istituzionale. Il Tribunale dei Ministri ci dice invece che i rischi paventati erano generici, ma il governo, lo Stato, doveva aspettare veramente il verificarsi della minaccia, il sangue dei propri cittadini prima di agire? Ecco, la valutazione che siamo chiamati a compiere non può essere meramente giuridica, ma deve essere politica nel senso più alto e nobile del termine. Una valutazione di responsabilità verso lo Stato e verso la vita dei nostri cittadini. Alla luce di quanto detto, ritengo che entrambe le esimenti previste dall'articolo 9,3 della legge costituzionale del 1989 trovino piena applicazione. La prima perché protegge la vita e la sicurezza dei cittadini italiani all'estero, significa tutelare un interesse costituzionalmente garantito. La seconda perché prevenire rappresaglie, garantire la sicurezza energetica nazionale, salvaguardare la cooperazione internazionale significa perseguire un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo. Non vi è dunque spazio per dubbi. Siamo di fronte a un caso di scuola, lo ha detto anche il relatore Pittalis, proprio come il legislatore del 1989 aveva immaginato quando ha introdotto quella clausola di salvaguardia. Negare quindi l'autorizzazione a procedere non significa sottrarre i ministri al giudizio della legge, né tantomeno aprire una zona franca di irresponsabilità politica o penale. La legge costituzionale del 1989 ha tracciato un confine netto. I membri del governo non sono al di sopra della legge, ma la loro responsabilità penale è temperata da una valutazione politica quando entrano in gioco interessi supremi dello Stato. È questa la logica che ci guida oggi: non negare la giustizia, ma riconoscere che in
che in questo frangente l'azione dei ministri non può essere giudicata alla stregua di un atto individuale, ma va letta come l'espressione di una responsabilità collettiva di governo esercitata per la protezione della comunità nazionale. Negare l'autorizzazione non equivale a legittimare condotte arbitrarie. Nessuno in quest'Aula vuole aprire varchi a un'idea distorta di ragion di Stato che copra abusi o soprusi. Significa piuttosto riconoscere che il governo in quella situazione concreta ha agito per adempiere ad un dovere superiore: proteggere la vita dei cittadini italiani, salvaguardare gli interessi vitali della Repubblica, difendere il posizionamento internazionale del nostro Paese in un contesto geopolitico fragile e instabile. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Sveva, alle 18:32 minuti e 29 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi, vi ricordo 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure se volete 029294 7222. Possiamo brevemente aprire il telefono. Intanto vi do gli aggiornamenti sulla breaking news, appunto, che è stata data dal presidente Trump. Il presidente Trump è stato molto chiaro e ha detto se c'è l'accordo, diciamo così, se c'è l'accordo del governo israeliano che ratifica quanto firmato quest'oggi a Sharm el Sheikh con Hamas sulla prima parte del piano di pace previsto dal presidente Trump, ci sarà una finestra di 72 ore entro la quale tutti gli ostaggi torneranno in Israele, saranno liberati, e in particolare questo, ha detto il ministro degli esteri Gideon Saar parlando alla Fox, significherà la fine della guerra. Naturalmente c'è chi è contrario ad approvare questo piano, a ratificarlo una volta per tutte. Lo spiega il Jerusalem Post, che però ha una fonte molto importante nel governo Netanyahu, perché il ministro della cultura e dello sport Miki Zohar del Likud ha espresso il suo pieno appoggio per l'accordo, appunto, sul cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi israeliani, stabilendo inoltre che c'è una chiara maggioranza di ministri all'interno del governo che voterà a favore dell'approvazione di questo piano nella riunione di governo che si terrà tra 25 minuti, se non sarà ulteriormente ritardata. Il gabinetto di sicurezza israeliano, continua ancora il Jerusalem Post, eccolo qua, scusate un attimo, naturalmente si riunirà appunto tra poco e in seguito si terrà appunto questo incontro di governo per l'approvazione. Nel momento in cui ci sarà l'approvazione da parte del governo israeliano, scatterà il cessate il fuoco. Il ministro Zohar ha detto che c'è una chiara maggioranza nel governo che approva e appoggia l'accordo e approva e appoggia il piano Trump, per cui anche se Smotrich, che è il ministro delle finanze e fa parte del partito della destra religiosa, e il ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir
loro molto probabilmente voteranno di no, però il ministro Zohar ha detto che lui dice in ogni caso vede anche loro, lui spera che voteranno anch'essi a favore e in ogni caso spera che loro possano notare gli aspetti positivi dell'accordo. Questa è la cosa più giusta da fare. In particolare il ministro Zohar dice l'accordo va accettato perché Israele ha raggiunto gli obiettivi che si era dato a seguito degli attacchi del 7 ottobre 2023. Dobbiamo ricordare che gli obiettivi di guerra di Israele sono la restituzione di tutti gli ostaggi, l'eliminazione della capacità di Hamas di controllare la striscia di Gaza e attaccare Israele. Questi obiettivi sono stati raggiunti in quanto parte dell'accordo. Per quanto riguarda lo scambio di prigionieri palestinesi, che fa parte sempre dell'accordo, il ministro Zohar dice dobbiamo capire se c'è quello che noi volevamo e se c'è quello che è possibile. Vogliamo andare avanti con l'accordo, anche se questo dovesse comportare un prezzo sgradevole da essere pagato, dal momento che Israele ha raggiunto i suoi obiettivi di guerra. Un'ultima cosa che vi voglio dire, ecco qua, mentre che andiamo a vedere l'analisi che fa la BBC sulle parole del presidente Trump, che peraltro, come sapete, ha anche detto guardate che pure gli iraniani adesso vogliono la pace con noi e sono d'accordo su questo piano. Ecco, la BBC dice che adesso le nazioni arabe ed europee si stanno incontrando in questi minuti a Parigi per il prossimo passo del piano di pace. C'è questo incontro a Parigi che è guidato dal presidente francese Emmanuel Macron e si sta appunto discutendo il prossimo passo del piano di pace. Il ministro degli esteri britannico Yvette Cooper è già lì e in particolare c'è andata insieme alla collega tedesca. Tutti i ministri stanno seguendo appunto un incontro dei ministri degli esteri dei Balcani occidentali presso il castello di Hillsborough. Chi è che c'è dentro questo incontro con i paesi arabi? La Francia, la Germania, il Regno Unito più la Spagna e dovrebbe durare circa un paio d'ore. Chi è che c'è per i paesi arabi? Il quintetto: Egitto, Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Giordania. Quindi vedremo che cosa succederà e che cosa si diranno queste nazioni. Insomma, l'abbiamo vista cominciare dai microfoni di questa radio, questa guerra, e vederla, insomma, la speranza è di vederla chiudersi in queste ore e soprattutto per tutti quelli che hanno sofferto da entrambe le parti. Ancora siamo nel bel mezzo, quindi fino a quando non ci sarà Netanyahu che verrà e dirà il governo israeliano ha deciso di accettare l'accordo firmato stamane e soprattutto fino a quando non vedremo gli ostaggi tornare al loro posto, tornare liberi sul suolo di Israele, è chiaro che saremo ancora così. Vi dico la verità, stamattina ho avuto una conversazione, non vi dico con chi, però parlando insomma con amici in Israele mi hanno detto noi qui stiamo tutti trattenendo il fiato proprio perché la nostra preghiera è che l'accordo vada bene e gli ostaggi possano tornare a casa. Per cui aspettiamo e vediamo che cosa succederà. Va bene, adesso noi proseguiamo e ecco qua, Trump ancora a Washington sta ancora parlando, dice che perché Trump tra l'altro ha dato tutta questa serie di annunci all'inizio di una riunione della sua amministrazione, una riunione di gabinetto. E lui ha detto, dice vorrei che la riunione di oggi si finisca a breve, perché è vero che abbiamo un sacco di cose da fare, incluso il fatto che io non voglio passare troppo tempo in questa stanza dal momento che vorrei partire al più presto per il Medio Oriente. Sapete anche che Netanyahu ha invitato Trump a parlare alla Knesset, il Parlamento israeliano, nel caso appunto che si raggiunga, ci sia il riconoscimento ufficiale
dell'accordo da parte del governo di Gerusalemme, e lo stesso ha fatto al-Sisi, il presidente egiziano, che ha invitato Trump a visitare l'Egitto proprio in occasione di questo accordo di pace. Va bene, sono le 18:40, come vedete la storia ancora una volta ha scritto una nuova pagina, una pagina che, ringraziando Dio, parla di pace, quello che non ci saremmo potuti aspettare la mattina di sabato 7 ottobre 2023, un momento che è stato veramente un momento buio per l'umanità e per la storia umana, per la cieca violenza, per tutto quello che è accaduto. Le guerre non sono mai una bella cosa. Che la guerra è bella anche se fa male, lo dice De Gregori in una canzone, ma non è così. La guerra non è mai bella anche se fa male. La speranza, ripeto, è che adesso finalmente sia cessato il fuoco e le cose, finalmente portino a una pace. Dunque la BBC dice: "Vi abbiamo appena detto che Trump ha detto che è pronto a partire subito per il Medio Oriente, ma alcune fonti sentite dalla CBS, che è partner della BBC in America, pare che Trump visiterà l'Egitto e Israele, ma non ci sarà una sua visita a Gaza. Inoltre, per il momento, la pianificazione di questo viaggio resta molto fluida e quindi ancora in discussione." Va bene, mentre le cose, insomma, il barometro della storia sembra mettersi al bello per il Medio Oriente, adesso noi torniamo in Italia perché? Perché vi porto a parlare di condomini e in particolare vi porto alla NACI Day 2025, la 16ª edizione appunto di questa associazione che rappresenta gli amministratori di condominio, meeting che si terrà agli Stand Studios di via Mecenate 88 a Milano, e in particolare si terrà questa giornata dalle 9:45 di domani, venerdì 10 di ottobre. Sarà una giornata molto interessante. Io ne ho parlato con una nostra gradita ospite che è stata già a Capitaneria di Porto, e Rossella Catania, amministratrice di condominio nell'Interland Meneghino. Sentite un po' che cosa mi ha raccontato. Sveva, se sei pronta, vai pure con il nostro faccia a faccia di stasera. Prego. Oh, allora, la signora in giallo che vedete qui nel nostro canale video non ha ucciso nessuno né sta indagando su un omicidio. In realtà è una pacifica e gradevole amministratrice di condominio che già è stata nostra gradita ospite in quel di Capitaneria di Porto alla fine di agosto. È Rossella Catania, che voglio ringraziare. Buongiorno e ben trovata. Buongiorno, grazie a voi dell'ospitalità. Ecco, la scena del delitto, il condominio qua dove siamo, senza raccontare, Siamo in senza toccare provincia la di privacy. Milano. No, Ah, senza toccare la privacy, assolutamente, siamo in provincia di Milano. Siamo all'interno del parco del condominio, bene, e per adesso non è quindi morto ben nessuno, meno articolato. male. No, assolutamente, assolutamente. Ecco, no, perché Rossella ci ha raccontato che uno dei suoi primi incarichi fu occuparsi di una condomina che era deceduta da poco. Ahimè, sì, esatto, infatti. No, questa cosa è più piacevole. Oggi sono in giro per rappresentanze e pubbliche relazioni, sto portando una convocazione di assemblea, nulla di che. Ecco appunto. Allora, la nostra Rossella fa parte della NACI, segnatamente la NACI Milano, e la state vedendo qui sul nostro canale video, ANACI Day Milano 2025, una giornata interamente dedicata a chi ogni giorno lavora per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare. Anche quest'anno l'evento proporrà una visione chiara sulle trasformazioni in atto e le opportunità future, accompagnando amministratori e specialisti verso una gestione sempre più moderna e responsabile. Tra l'altro sarà giorno 10 di ottobre, eccoci qua, occasione per condividere delle esperienze, creare nuove relazioni tra figure diverse ma complementari, amministratori, avvocati, ingegneri, architetti, commercialisti, altri esperti,
e in particolare andiamo a vedere dove si terrà, negli East End Studios di via Mecenate al numero 88 di Milano. Questo Esatto. dalle ore 8 del mattino del 10 di ottobre. Poi alle 9:45 si comincia con i saluti istituzionali, ci saranno poi le novità normative giurisprudenziali. Nel pomeriggio si parlerà del super condominio, ancora la fiscalità, ci sarà anche una delegazione estera Sì, CEPI. Quindi assolutamente sì. questo è molto Vedi? interessante. E poi l'evoluzione del settore e tutte le sfide. Tra l'altro alle 20 cena e spettacolo solo se prenotati, quindi a maggior ragione affrettatevi a visitare appunto il sito dell'Anaci Milano, che vi vogliamo segnalare, www.anacimilano.it. Allora Rossella, detto tutto questo, tu con Allora, che spirito ci vai? Cioè, questa mi immagino che è una seria giornata di studio, lo diciamo per chi ci sì, ascolta, non è assolutamente. certo una No, rimpatriata no, tra colleghi, perché no, fare no. l'amministratore di condominio è una cosa seria. Assolutamente sì, è una grande opportunità di formazione professionale. La giornata dà la possibilità agli amministratori di condominio di avere i cosiddetti crediti formativi. Io vi ricordo che gli amministratori di condominio non hanno un albo, rientrano nelle professioni articolo 5 e per quanto riguarda gli amministratori di condominio c'è l'iscrizione a una associazione di categoria. Noi come ANACI, essendo presente sul territorio ed essendo tra le più antiche d'Italia, siamo anche quella un attimino più numerosa e più strutturata. Questa giornata è molto intensa, io ci vado sempre con grande entusiasmo e grande curiosità, perché ci dà l'opportunità di avere aggiornamenti nell'immediato. La NACI ha anche un centro studi che ci tiene costantemente aggiornati, ci pubblica le sentenze, perché molto spesso anche la legge ci dà l'opportunità di fare o non fare una cosa, ci fa capire dove possiamo andare, fin dove possiamo spingerci. E quindi partecipiamo sempre numerosi, devo dire la verità. Avrai visto appunto che l'evento è anche a livello internazionale, Sì? vengono da tutta Italia. Quindi abbiamo l'allestimento come se fosse una fiera, perché abbiamo una parte dedicata ai fornitori dove loro fanno presente tutte le novità sul mercato. Faccio un esempio banale, tutti i vari materiali di nuova generazione per le guaine, per evitare le infiltrazioni nei condomini, oppure tutti i servizi che loro offrono, che ne so, dalle targhette ai citofoni, piuttosto che alla pulizia, alla lucidatura dei pavimenti. Diciamo che la possibilità è veramente ampia e hai la possibilità di conoscerli e di interloquire. Quindi molte volte vai a casa pensando a quella cosa nuova, che cosa ti potrà servire diciamo, nel tuo immediato necessità di studio o di amministratore. L'evento è molto denso, come hai visto, mattina e pomeriggio, una giornata intera. Sì. L'opportunità di stare insieme viene, diciamo, delegata al pranzo e al coffee break. Ci sono fior di professionisti, c'è il direttore del centro studi di Milano che è l'avvocato Correale, che spesso alcuni di noi incontrano in tribunale quando c'è qualche storia o qualche problema, ecco. È una giornata intera dedicata alla formazione, ecco. C'è la possibilità poi per gli associati che hanno maturato i crediti formativi di poter sostenere l'esame di abilitazione. Questo perché? Perché noi siamo comunque soggetti a una formazione continua. L'associazione a cui ti iscrivi ti dà la possibilità di certificarti, perché anche noi abbiamo bisogno di una certificazione, e quindi in quell'occasione, avendo maturato i crediti formativi, si ha la possibilità di sostenere l'esame, e l'esame è per tutti. Questo ci tengo a precisarlo, sia per i singoli amministratori di condominio che per quanto riguarda i partecipanti alla direttiva di gestione. Quindi questa è una cosa molto importante, uguale per tutti. Ecco, Insomma, noi ci andiamo sempre. mentre io guardo il vostro programma, ci sono per esempio due cose che mi risaltano subito all'occhio, lo diciamo per i nostri ascoltatori. Per esempio, nella ripresa dei lavori, le comunità energetiche, proposta per la delibera assembleare, ne parla Davide Longhi del Centro Studi ANACI di Monza e Brianza.
Oppure Sì, vedo per esempio che arrivano colleghi dal Lussemburgo, Francia, Spagna, da sì. Bruxelles. Ecco, allora a maggior ragione, no? Uno dice la comunità green, la comunità energetica, che cosa me ne dovrebbe fregare? Te ne frega perché magari il condominio diventa produttore di corrente elettrica e magari questo può servire ad abbassare la rata mensile, o no? Esatto, i costi assolutamente sì. Tra l'altro puoi diventare comunità energetica sia per l'autoconsumo, sia come dicevi tu per la vendita. Autoconsumo pensiamo alla luce delle scale, l'ascensore, la luce dei lampioni del giardino, quindi riuscendo ad avere, questa opportunità, il condominio ovviamente abbatte i costi. Ecco, lo diciamo per esempio, io ricordo negli anni '90 un amico che era capocondomino in Sicilia, che un bel giorno si gloriò durante un incontro, disse: "Ah, ho fatto deliberare l'antenna della Telecom, dei cellulari", erano i primi tempi dei cellulari ricaricabili, Sì, "ci ho sì. fatto mettere l'antenna del GSM, prendo 30 milioni all'anno e con questo aiuto i conti del condominio". Sì, però poi ti sei assorbito tutto l'elettromagnetismo per 30 anni. Invece avere i pannelli solari credo che la Certo, cosa sia più assolutamente salutare. sì. Ma a Sì, te è capitato assolutamente di sì. far montare, di diventare una comunità green, appunto, sia come produzione che Allora, autoconsumo? ho un condominio molto interessato perché ha un'esposizione fantastica, nel senso che è proprio baciato dal sole, come si suol dire. E il sole Per bacia cui i belli. stiamo valuta sì, questo è bello. Non è il mio caso, per cui. No, perché allora, lui ha questa esposizione, questo condominio ha questa esposizione al sole molto forte, molto costante. Stiamo valutando con un tecnico la possibilità di diventare anche noi una una comunità green, ecco, e per il fabbisogno, perché comunque ha dei consumi energetici abbastanza importanti, e eventualmente per una vendita a terzi. Adesso vedremo, siamo ancora in fase di studio e progettazione. Ah, però, vedo No, che ci insomma. sono, c'è interesse. Per il green c'è molto interesse, devo dir la verità, dopo il Covid, tra le bollette pazze che ovviamente hanno dato dei costi un po' più sostenuti e importanti, diciamo i condomini si guardano anche ben intorno. E invece poi ci sono appunto i colleghi che vengono dall'estero. Io sono curioso, cioè un condominio in Francia o un condominio a Madrid, ma che problematiche ha rispetto a uno a Baranzate di Bollate, dico per dire? Certo. Allora, le problematiche sono simili, cambia un po' la concezione dell'immobile. Cioè, Ah, mentre ancora noi italiani abbiamo la, considerazione della casa come qualcosa di affettivo, di calore, di cammino familiare, ecco, diciamo che all'estero sono un po', più concentrati sulla manutenzione, funzionamento, ecco, cose di questo genere. Quindi sono un po' più asciutti, ecco, vorrei dire, per non offendere nessuno, è proprio una questione di cultura, di mentalità. insomma, per dirla un po' così, con una battuta, amore per il mattone sì, ma niente di serio. Sì, esatto, sì, hai Ah, colto. Sì. ecco. Andiamo bene, andiamo. Niente di Ehm serio e funzionale, ecco, deve funzionare, questo sì, ecco, deve essere operativo. Deve Certo, servire, deve funzionare, sì. certo. Ecco, cosa che per esempio se io vedo qua questo intervento di appunto dell'avvocato Correale, tra cronaca e diritto, le attività edilizie che danneggiano il vicino, la tutela del condominio e dei condomini nel diritto amministrativo. Cer Va bene tutto quello che volete, ma si continua a litigare nei condomini. Si continua a litigare perché? Perché si è uno vicino all'altro, semplicemente per questo motivo, per cui quello che fa uno può, diciamo, non garbare all'altro. Beh, più col diritto amministrativo, sai, dipende un attimino, le concessioni edilizie, cosa hai vicino. Ti faccio un esempio: io ad esempio ho un condominio, sempre in provincia di Milano, dove purtroppo a seguito di un cantiere ci siamo trovati un'infestazione di topi. Mamma E mia. quindi stiamo cercando di debellarla, consapevoli del fatto che, se non interveniamo nel cantiere poco possiamo fare noi che siamo in mezzo e ci transitano avanti e indietro.
Quindi Ecco. è importante, come puoi ben vedere, cioè dalle piccole cose che possono essere risolvibili alle grandi che magari limitano, che ne so, l'aria, la luce, sai che qui siamo in città, quindi un po' di verde, un po' di luce è sempre preziosa. L'esposizione comunque dà valore all'edificio e quindi insomma queste cose fanno discutere, tutto lì. Ecco, alle 14:45 c'è per esempio Donzelli, Luigi Donzelli, tesoriere Sì, provinciale ANACI Milano, sì. lasciti del superbonus, criticità fiscali e suggerimenti operativi, cioè lì poi passano gli inservienti con il mocio ad asciugarvi le lacrime. Quello purtroppo è la coda del famoso 110 e di quello che ha lasciato come incombenza agli amministratori, Eh. alle imprese E che e regalo ai v'ha controlli che al lasciato? fisco. E ci ha lasciato che, ancora ci sono questi codini da far rientrare perché magari si è andati in ritardo, c'è stato un controllo, è cambiato da quando si è partiti con i lavori a quando si è arrivati la normativa, perché poi la difficoltà del 110 è stato questo cambio repentino di normativa in corso d'opera, per cui è sembrato andare tutto molto più liscio ai primi che hanno iniziato e chi già è arrivato dopo si trovava qualche paletto, Ahia. paletti di controlli sui prezzi, capito, queste cose. Anche le imprese che prima lavoravano con continuità, che dopo hanno ricevuto degli stop, le detrazioni che a loro non arrivavano. Queste sono state poi le problematiche che ci siamo portati dietro perché, come ben sai, questi interventi non nascono e finiscono in 1 anno di gestione, in 1 anno solare. Sono stati interventi importanti che hanno richiesto più anni di lavori e quindi più anni di gestione economica e finanziaria del condominio. Mamma mia. E insomma, arriveremo anche con questo, arriviamo, l'importante è arrivare e chiudere. Decisamente, Mh. decisamente. Senti, vedo dietro i palazzi, quante famiglie sono? Qui sono circa 80 famiglie, sono 3 palazzine. Cioè Sì, ma praticamente questa è un'isola felice, cioè qua ci sono gli scoiattoli, il picchio, la lepre, cioè qua la gente è tutt'altra sorride. cosa. Ecco, No, vabbè, sorride no, però almeno sai, scendi in giardino, puoi leggerti un libro sotto la pianta, quel famoso angolino di verde che è sempre più prezioso a Milano. Tutto lì. meraviglioso, meraviglioso. Sì, poi oggi c'è il bel cielo di Lombardia, C'è il come lo chiama sole, Manzoni, sì, quindi direi esatto, una grossa botta di fortuna, direi. Senti, ma sì. in tutto questo, quando si parla appunto di evoluzione della professione, giovani amministratori e sfide future, come cambierà questa professione secondo te? Perché tu prima di registrare, prima di colloquiare, insomma, mi hai detto sono venuta qua perché porto le convocazioni per l'assemblea, però con la scusa chiedo anche se c'è qualcosa che va, che non va. Sì, va bene la tecnologia, ma mi pare che il concetto che l'occhio del padrone ingrazia il cavallo funziona ancora. No, beh, qui, nei condomini sono ancora importanti i rapporti interpersonali, almeno io ci credo, Mm. poi ognuno gestisce come crede, quindi l'incontro con le persone, l'ascoltare, sai, te lo dicevo anche volta scorsa, è comunque importante nella gestione, perché di fatto gestisci una cosa che è di altri, quindi se la devi gestire al meglio devi ascoltare e vedere che cosa vogliono loro. Ragion per cui, cioè, questa è un piccolo momento che mi ritaglio tra il correre e lo stare in studio per magari incontrare qualcuno e vedere se c'è qualcosa che mi sfugge o qualche particolarità nello stare attenta e nel gestire, tutto lì. Poi, Allora, mh-mh, dimmi. ci riesco, non ci riesco, insomma qualche volta ci riesco, qualche volta devo correre di più. Ah, Insomma, è questa la verità, ecco, beh, è la il vita bello della professionale. professione, se no non lo faresti. Sì, Ma infatti, il giro di infatti. oggi che prevede? Allora, il giro di oggi prevede questo condominio e un altro un po' più verso Milano per poi chiudere e rientrare in studio e, aggiornare un po' di contabilità, perché quella non deve mai rimanere indietro. Eh Sì, beh, diciamo un po' dentro, un po' fuori oggi. Un po' quattro mura, un po' fuori all'aperta, ecco, mettiamola così, che non è male. mi piace questa Va giornata bene. ibrida, veramente ibrida. Sì, no, Comunque, devo dire la verità, l'apprezzo anch'io, perché stare sempre in studio non è per carità, è molto utile, è molto funzionale, però insomma anche così è un modo per prendere una boccata d'aria, dai, allora io direi anche per che noi.
Rossella e soci li trovate agli East End Studios, via Mecenate 88A a Milano, giorno 10 di ottobre dalle ore 8 in poi. In realtà si comincia alle 9:45 per la NACI Day Milano 2025. Allora Rossella, grazie, e che cosa ti aspetti da Grazie a questa voi. giornata? Sicuramente tante informazioni in più, tante cose da sapere, da smistare, da memorizzare, ecco, ma sempre perché la nostra professione è in continuo aggiornamento. Non puoi mai dire ho finito, sono arrivato, perché non è così la dinamica della legge, della vita, insomma. E come hai visto è anche delle manutenzioni del green che è sempre presente. Appunto, allora, zaino in spalla e buona NACI Day 2025. Grazie, vi aspettiamo. Buona giornata a tutti. Grazie a voi. Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Oh, allora, la signora in giallo che vedete qui nel nostro canale video Lei è il signor Bonocore? Sì. È sfuggito a Diabolicus, ma a me non sfuggirà. Ma scusi, lei chi è? Sono l'agente delle tasse. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Sveva. Questo che avete ascoltato era l'agente delle tasse da Totò Diabolicus del 1962, perché tra poco avremo con noi l'avvocato Claudio De Filippi per parlare di rottamazione quinquies con un gradito ospite, il dottor Timpone. Ma nel mentre io vi do qualche altro aggiornamento, no problem Sveva, nel frattempo vi do qualche altro aggiornamento, e in particolare, mentre vi ripeto, il governo israeliano sta discutendo se accettare oppure no, se ratificare oppure no l'accordo sulla prima parte del piano di pace proposto da Trump tra Israele e Hamas, firmato stamattina a Sharm el Sheikh. Nel frattempo i parenti degli ostaggi e la gente in quella che viene chiamata la piazza degli ostaggi a Tel Aviv, la folla comincia ad aumentare. Dice la BBC che dei piccoli gruppi stanno ballando e cantando, e a volte cantano tutti in coro: portateli a casa, portateli a casa. La gente sta iniziando a riunirsi davanti a un palco e un maxi schermo e aspetta le notizie. C'è un timer su uno schermo vicino appunto al palcoscenico che tiene il conto della quantità di tempo che è stato passato dagli ostaggi a Gaza. Nella folla, racconta l'inviata Alice Ellis Cuddy per la BBC, dice: ho incontrato Keren Miriam Stopka, che vive in Germania ma sta facendo visita ad amici e famiglia. Dice di aver avuto una notte insonne dopo aver sentito la notizia dell'accordo. È stata gioia, lacrime e la paura totale, naturalmente, di quello che succederà. È qualcosa che non può che sopraffarti, dice ancora, e aggiunge che anche se non sa, anche se non conosce personalmente alcuno dei 48 ostaggi vivi e morti, pensa a loro ogni giorno, fanno parte della mia vita. Beh, questo del resto è lo spirito di Israele, un paese piccolo, grande quanto l'Emilia Romagna, abitato da 7 milioni di persone, in cui praticamente ci si conosce tutti. Nella folla ci sono anche gli inviati del Jerusalem Post, che però raccolgono delle voci negative, perché c'è chi dice, per esempio, a questo giro hanno vinto i terroristi per motivi politici, sia da destra che da sinistra. Ai terroristi è stato permesso di entrare e uscire dal paese e hanno avuto mano libera per sgozzarci come pecore. Adesso stiamo facendo di nuovo degli accordi con loro e torneranno e faranno peggio del 7 di ottobre.
Dice Hamas è ancora allo stesso posto, Gaza sarà ancora il regno del terrore, stiamo liberando migliaia di terroristi che ci odiano e probabilmente ci faranno di nuovo del male. Come vedete i sentimenti sono molto contrastanti. Alle 19, 5 minuti e 7 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà, ora di Roma, l'ora di Tel Aviv, le 20, 5 minuti e 15 secondi, mentre il governo Netanyahu aspetta di dare il via libera alla ratifica dell'accordo con Hamas, il che significa l'inizio del cessate il fuoco e, secondo il ministro degli esteri Gideon Sa'ar, la fine della guerra e la finestra di 72 ore per la restituzione di tutti e 48 gli ostaggi ancora in mano ad Hamas, sia i vivi, circa una ventina, che i morti. Ma adesso è il momento di In attesa di giustizia con l'avvocato Claudio De Filippi. Va ora in onda In attesa di giustizia, casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi. Una vita da mediano, lavorando come uriali, anni di fatiche, botte, vinci casomai mondiali. Buonasera all'avvocato Claudio De Filippi e buonasera al nostro ospite, il dottor Timpone. Buonasera a entrambi. Buonasera a tutti, soprattutto a coloro i quali seguono questa trasmissione. Avvocato Salve a De Filippi. tutti, ciao Tonino. Tu Bentrovato. sottolinei sempre casi irrisolti. Diciamo che ogni tanto qualcuno si risolve, se no non possiamo dare speranza. Comunque, io saluto il dottor Timpone che è già venuto da noi qualche mese fa, se non ricordo male, e abbiamo parlato sempre di tasse, vero dottore? Sì, sempre di tasse, argomento di attualità, non si parla più di sport, di squadre di calcio, ma si parla solo di tasse, soprattutto in vista di un'eventuale riduzione. Bravissimo, quindi c'è un'aspettativa fortissima dell'opinione pubblica, dei cittadini, del progetto della Lega di appunto, perché praticamente è la Lega che fondamentalmente sostiene in primis, poi ci sono anche tutti gli altri della coalizione ovviamente, che sostiene in primis questa necessità impellente di avere una rottamazione lunga e non più di soli 5 anni, rottamazione quinquies. Sì, in realtà è una misura tanto attesa perché oggi le imprese e i lavoratori autonomi sono davvero in difficoltà, tant'è vero che nel corso degli ultimi mesi c'è stato proprio un'azione capillare da parte dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione verso coloro i quali avevano delle cartelle non pagate oppure delle rateizzazioni revocate e quindi si sono visti recapitare atti di pignoramento, fermi amministrativi, pignoramenti presso terzi. Attraverso questa nuova forma di definizione agevolata probabilmente molti problemi verranno risolti, in primis perché il periodo attraverso il quale è possibile pagare le cartelle con azzeramento di sanzioni e interessi è più lungo. Secondo luogo, se eventualmente una o due rate non vengono pagate nei tempi stabiliti o pagate in ritardo, non c'è la perdita della definizione agevolata e un'altra novità molto interessante è che per coloro i quali in passato effettivamente avevano fatto richiesta per poter aderire ad una o più forme di definizione agevolata e non hanno pagato alcun tipo di rata, questi soggetti dovrebbero essere esclusi perché effettivamente trattasi di persone che in realtà non hanno mai avuto intenzione di mettersi al pari con il fisco, ma hanno utilizzato lo strumento solo ed esclusivamente per rallentare quelle che erano le azioni esecutive, perché coloro i quali sono destinatari di cartelle esattoriali che aderiscono alla definizione agevolata sono persone che le tasse le hanno sempre pagate, anche perché, parliamoci chiaro, il 90%, 80-90% delle cartelle esattoriali riguardano debiti al di sotto dei 5.000 euro, quindi ritengo che non siamo davanti a degli evasori incalliti, ma a persone che hanno dichiarato e si sono trovati in difficoltà nel momento in cui si trovavano davanti al pagamento delle imposte, quindi soggetti meritevoli di essere aiutati. Ma dottore, ma lei ritiene che come la sinistra ha presentato i 130 emendamenti dicendo di non estendere la rottamazione quinquies a coloro che non riescono e decadono, lei ritiene che
molti di questi che decadono lo facciano o paghino solo la prima rata, eccetera, lo facciano dolosamente oppure siano veramente, come ha detto lei, in difficoltà e pertanto non si capisce perché escluderli, perché proprio, cioè, quello che non può pagare prima magari può pagare dopo, cioè mi sembra una cosa anche incostituzionale. Sì, in realtà io penso che le persone che verranno escluse da questa nuova forma di sanatoria sono quelle che hanno presentato solo la domanda ma non hanno pagato nessun tipo di rata, cioè l'hanno fatto solo ed esclusivamente a livello strumentale. Posso assicurare che in tanti che hanno aderito alle vecchie versioni della rottamazione hanno pagato 3, 4, 5 rate. E poi una cosa importante, che rispetto al passato le prime rate non sono non rappresentano una percentuale eccessivamente elevata, perché si parla di rate tutte uguali, quindi tutti hanno la possibilità sostanzialmente di poter onorare quello che è l'impegno che si assumono nei confronti del fisco, cosa che non potevano assicurare per le passate sanatorie. Ma questa operazione lei ritiene di esclusione sia determinata, poi vedremo se sarà conforme al dettato della Costituzione, ma secondo lei è anche determinata dalle poche risorse a disposizione del governo per quanto riguarda l'abbattimento di sanzioni, interessi, aggio, eccetera, eccetera? Beh, in realtà le previsioni che un'eventuale rottamazione assorba 1 o 2 miliardi sono comunque delle previsioni di carattere aleatorio, perché queste sanatorie comunque danno la possibilità allo Stato di incrementare quello che è il proprio gettito e soprattutto ci sono determinate persone che se non riescono sostanzialmente a risolvere i propri problemi con il fisco, oltre a non garantire il gettito futuro, perché chiaramente una persona che si trova pignorato il conto corrente, che ha il fermo sulla macchina, gli vengono bloccati eventuali crediti che deve percepire da soggetti terzi, praticamente è immobilizzato, quindi non è in grado manco di produrre ricavi sui quali calcolare delle imposte da pagare nel futuro, figuriamoci se poi è in grado di poter mettersi al paro con le imposte pregresse. Quindi è una scommessa che ritengo sia a vantaggio sia da parte del contribuente che dello stesso Stato, perché gli consentirà di aiutare quella persona a continuare a svolgere una determinata attività, evitando che questa persona sostanzialmente esca fuori dal tessuto produttivo. Quindi c'è un duplice beneficio sia nei confronti del soggetto che aderisce a questa forma di sanatoria, che è molto ma molto più conveniente rispetto al passato, perché è una sanatoria sostenibile e soprattutto gli garantisce di poter continuare in maniera tranquilla quella che è la propria attività. Guardate, quando un contribuente si trova di fronte ad azioni esecutive da parte dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, entra in un vero e proprio girone dantesco, perché ci sono dei casi in cui addirittura quando alcune persone si sono trovate di fronte alla revoca, perché magari avevano pagato 6-7 rate, l'8ª rata si sembra l'avevano pagata in ritardo anche con un solo giorno, l'Agenzia delle Entrate non concede loro neanche la forma rateale del passato, perché è decaduto anche dalla possibilità di poter pagare insomma quelle che sono le imposte attraverso una rateizzazione lunga. Quindi effettivamente questa potrebbe essere l'unica via d'uscita per aiutare i tanti che effettivamente sono in grande difficoltà. Ecco dottore, lei ha parlato del fatto che l'Agenzia delle Entrate e Riscossione agisce contro tutti i conti correnti dei vari contribuenti, ma secondo lei è giusto fare in questo modo? Cioè se uno ha 10 conti correnti e gliene pignoli tutti, come può pagare se non ha più possibilità neanche di ottenere nulla? Cioè praticamente, come dice lei, viene messo fuori dal circuito. Sarebbe opportuno forse un intervento legislativo, visto che questa è una radio politica, cioè ascoltata dai cittadini ma anche dai politici? Guardi, queste situazioni vanno regolamentate perché effettivamente una persona, io faccio un esempio di una persona che ha aderito alla rottamazione quater e sta pagando le rate, una persona che nel frattempo gli sono arrivate altre cartelle esattoriali e le sta rateizzando. Se gli arriva un'ulteriore cartella che non è né rateizzata né pagata, l'Agenzia delle Entrate e Riscossione non tiene conto che quel contribuente mensilmente utilizza gran parte della liquidità per pagare le imposte pregresse, ma agisce, come dire, con i paraocchi
e paradossalmente, anche se quel contribuente mensilmente sta pagando 6-7 mila euro a favore dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione e c'ha 1 o 2 cartelle ex novo scoperte, su quelle cartelle agisce, cioè non tiene conto della liquidità che nel frattempo il contribuente sta impegnando, quindi sta dimostrando la buona volontà di pagare le imposte. Io ritengo che quando il contribuente paga le imposte non debba essere ulteriormente disturbato. Quindi che cosa si potrebbe fare? Secondo me dovrebbe essere preso in considerazione anche quello che è l'esborso mensile da parte del contribuente. Se vi sono una serie di cartelle esattoriali, il reddito del contribuente o la capacità contributiva di quel contribuente, come dire, viene totalmente assorbita nel pagare quelle imposte, ritengo che questa situazione debba essere normata. Cioè bisogna comunque lasciare quantomeno una piccola percentuale, o meglio una buona percentuale del reddito prodotto dal contribuente per le proprie necessità, magari stabilendo che il 50% del reddito vada per pagare le imposte pregresse e l'altro 50% venga lasciato nella disponibilità del contribuente. Oggi purtroppo se io ho una cartella esattoriale di 10-15 mila euro, l'Agenzia delle Entrate e Riscossione agisce su tutti i conti correnti, poi oltre ad agire sui conti correnti può agire anche su eventuali crediti che il contribuente vanta nei confronti ad esempio di una pubblica amministrazione, perché bisogna sapere che se io ho un credito superiore a 5.000 euro nei confronti della pubblica amministrazione, la pubblica amministrazione è obbligata a chiedere all'Agenzia delle Entrate: attenzione, il signor Gianluca Timpone o il signor Rossi ha un debito nei vostri confronti superiore a 5.000 euro? Se la risposta è sì, scatta immediatamente il blocco di quella somma. Tant'è vero che l'agenzia comunicherà alla pubblica amministrazione: attenzione, non dovrei pagare più a Gianluca Timpone o al signor Rossi, ma quei soldi li dovrei trasferire direttamente a me. Cioè, se effettivamente trattasi dell'unica fonte di reddito, ditemi voi, quel contribuente come è in grado di poter continuare a vivere nella quotidianità. Quindi queste situazioni secondo me vanno normate e vengono disciplinate. Quindi lei, dottore, dice l'articolo 53 della Costituzione, che uno deve pagare le tasse secondo i propri redditi, è violato, perché se uno ha un debito enorme e non ce la fa, viene distrutto dai pignoramenti. È questo il discorso, giusto? Assolutamente sì, è totalmente violata. Poi una cosa importante, che le situazioni vanno analizzate in maniera singola, cioè non tutti si trovano nella stessa situazione. Purtroppo io non è che do la colpa all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, perché l'Agenzia delle Entrate e Riscossione applica la legge, però in alcuni casi quella legge andrebbe applicata con maggiore flessibilità, perché se il contribuente dimostra buona volontà nel mettersi al pari con il pagamento di vecchie tasse che non è riuscito a pagare, ritengo che sia un contribuente che non deve essere in continuazione vessato. Ci sono dei contribuenti che si vedono iscritta diciamo l'ipoteca su un immobile, qualora i debiti siano superiori a 120.000 euro, si vedono bloccata la macchina, si vedono bloccate le somme, si vedono dimezzati stipendi o altre fonti di reddito, e effettivamente il contribuente stesso può entrare anche in uno stato di frustrazione e di depressione, che chiaramente non gli consentono di lavorare e di vivere nella quotidianità. Quindi effettivamente, come giustamente diceva lei, bisogna comunque analizzare caso per caso, e quando il funzionario si rende conto che il contribuente ha mostrato buona volontà nel pagare le imposte, ritengo che debba essere meritevole di essere aiutato. Paradossalmente, anche per debiti di 300-400 euro che non vengono pagati, l'Agenzia delle Entrate e Riscossione può inviare il preavviso di fermo della macchina, cioè cose totalmente assurde, perché comunque vi è una sproporzione tra il debito e il bene che tu vai a bloccare. Quindi ritengo che siano situazioni che andrebbero disciplinate, andrebbe fatto un decalogo, e questo decalogo andrebbe applicato caso per caso, verificando se effettivamente siamo di fronte ad una persona che è in difficoltà oppure ad un furbetto. Il furbetto è quello che non paga assolutamente nulla, le persone in difficoltà sono quelle che pagano e vogliono continuare a pagare, e ritengo che queste ultime debbano essere meritevoli di attenzione, o meglio di maggiore attenzione e di maggiore comprensione da parte dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Quindi, dottore, lei che è un commercialista romano, giusto, con grande esperienza, praticamente sta dicendo
l'Agenzia delle Entrate tratta tutti come se fossero un po' evasori, tra virgolette, cioè non fa distinzione, questo sta pagando, sono tutti uguali, quindi bisogna colpire indiscriminatamente. Questo è un sistema un po' draconiano che non va nell'interesse dello Stato, è così? È così, non vale l'interesse dello Stato, perché nel momento in cui il cittadino contribuente si vede ascoltato dall'istituzione, dalla pubblica amministrazione, in particolar modo dall'Agenzia delle Entrate Riscossioni, ritengo che l'approccio sia totalmente diverso ed è incentivato anche a pagare regolarmente quelle che sono le imposte. Purtroppo ci sono stati dei periodi legati anche al Covid che hanno visto la capacità reddituale di tantissimi contribuenti prossima allo zero. Anche in quelle circostanze, anche in quei periodi in cui la maggior parte dei debiti sono sorti, ritengo che andavano gestiti in maniera totalmente diversa. Non attraverso una cancellazione tout court, ma quantomeno ad una riduzione attraverso un vero e proprio saldo e stralcio, cosa che consentiva di tirare una linea e guardare con ottimismo al futuro. Prima lei ha fatto una premessa. Sì, effettivamente l'Agenzia delle Entrate Riscossioni non fa nessun tipo di distinguo, tratta tutti i contribuenti nello stesso modo. Questa situazione andrebbe cambiata e migliorata. Dottore, riferendo sempre alla rottamazione, dei rumors che ci sono, che lei percepirà meglio a Roma che altrove, sembrerebbe che la duration, cioè che il punto finale della rottamazione, questo ovviamente poi sarà la politica di parare la matassa, sembrerebbe il 31/12/24. A lei risulta questo? Beh, in realtà al momento è certo 31/12/2023, ma si sta spingendo ad arrivare al 31 dicembre 2024. Ritengo che questo arco temporale debba essere, secondo me, raggiunto, perché in tanti effettivamente attraverso le cartelle esattoriali giunte al 31 dicembre 2024 sono in grado di poter mettersi davvero in linea rispetto a quella che è la propria situazione debitoria e guardare con ottimismo al futuro. Oggi si parla del 31 dicembre 2023 per quelle cartelle notificate al 31 dicembre 2023, fermo restando che, e questa chiaramente sarà una decisione politica, in tanti stanno spingendo ad allungare il limite temporale. Noi ci auguriamo per tantissimi contribuenti che effettivamente si giunga al 31 dicembre 2024. Inoltre, questa è una cosa molto importante, ancora non si è compreso bene qual è il range laddove è possibile utilizzare la rateizzazione lunga, perché effettivamente circa il 70-80% delle cartelle esattoriali hanno diciamo, un importo al di sotto dei 5.000 euro. È pacifico che tu non puoi consentire una rottamazione di 1.000 euro attraverso 108 rate, sarebbe pressoché impossibile, quindi probabilmente verrà individuata una soglia minima di rata che può essere di 50-100 euro, cosa che comporterebbe ad esempio rottamando una cartella di 1.000 euro un limite massimo di rate pari a 20. Quindi al momento si stanno in un certo senso individuando quelli che devono essere i volumi che possono beneficiare delle 108 rate. Ritengo magari che il debito debba essere di 10, 15, 20.000 euro, maggiore di 15-20.000 euro, allora in quel caso dovrebbe rientrare nella lunga rateizzazione. E poi sostanzialmente spero che non venga introdotto un limite di ISEE, perché effettivamente in questo caso ci sarebbe davvero una discriminazione tout court che effettivamente è inaccettabile. Miliardi di ricorsi a quel punto. Sì, sarebbe inaccettabile. Io penso che effettivamente questo non venga applicato, ma la cosa più probabile è quella di escludere magari chi in passato ha presentato la domanda e non ha pagato nessuna rata, cioè sarebbe davvero veramente incostituzionale. Però, anche lei stesso dice, mi scusi se la interrompo, anche lei stesso dice, veniamo da un periodo molto duro, Covid, post-Covid, crisi e adesso situazioni diciamo poco piacevoli, con crisi generale. Perché non capire che anche colui che non ha fatto neanche il pagamento di una rata potrebbe essere in buona fede e diamo una seconda chance?
allora a questo punto si priva della seconda chance chi non ha avuto fortuna di trovare soldi o capacità o possibilità, e questo secondo me potrebbe essere incostituzionale. Ma io vi volevo fare un riferimento. Le 108 rate sono un limite che lei pensa che saranno 9 anni, quindi non più 10, o lo dice così? Perché i 120 rate sono state cassate. No, perché le 120 rate molto probabilmente sono state cassate, perché addirittura si vuole ridurre il limite temporale e probabilmente l'accordo è tra gli 8 e i 9 anni, cioè in pratica le 120 rate, o meglio, potrebbero anche essere applicate 120 rate, però spalmate in 9 anni, cioè quindi non saranno 120 rate di pari importo, ma 120 rate spalmate in 9 anni. Quindi, per fare un esempio, un debito di 120.000 euro non sarà più pari a 1.000 euro al mese, ma sarà pari a 1.300, 1.200, 1.300 al mese. Insomma, questa potrebbe essere, diciamo, un ulteriore elemento di incontro, ma ritengo che le 120 rate con rate mensili tutte uguali è un'ipotesi che è in un certo senso stata al momento accantonata. Si parla sempre di queste 120 rate, però da spalmare su un arco temporale più basso di 8, noi speriamo 9 anni. Una domanda tecnica: l'ammortamento alla francese per il calcolo degli interessi, perché aumentando la duration della rateizzazione, della rottamazione, lei capisce bene che aumentano gli interessi. Cosa ne pensa di questo sistema di ammortamento alla francese che l'Agenzia delle Entrate e Riscossione ex Equitalia ancora oggi mi risulta applicare? No, penso che non dovrebbe essere applicato, perché è la stessa metodologia che applicano le banche. Però se le banche sono delle aziende private che devono sviluppare dei redditi, l'Agenzia delle Entrate, lo Stato, non è un'azienda privata, ma è un'azienda che gestisce la collettività, e quindi non deve applicare lo stesso criterio che può applicare un privato per accrescere i propri ricavi. Cioè, in teoria, potrebbe cessare questo criterio dell'ammortamento alla francese, che per i radioascoltatori, spieghiamo, è mettere prima rata 1.000 euro, 999 euro di interessi e 1 euro di capitale. Seconda rata 998, 2 euro di capitale. Cioè alla fine questo è il sistema. Paghi prima gli interessi e poi questo è fuori dalla grazia di Dio, un'operazione del genere, perché, ripeto, siamo di fronte a due situazioni diverse. È abbastanza scontato che lo applichi il sistema bancario, ma lo stesso criterio non può essere applicato da un soggetto istituzionale qual è lo Stato. Quindi questo criterio andrebbe, secondo me, totalmente... Spiegavo, gli interessi, dottore, sono cancellati dalla rottamazione, gli interessi maturati, però gli interessi per la rottamazione lo attenzione. Stato vuole il 2-3%, no? Per i 10 anni. Esatto, è un controsenso, no? Questo è un controsenso. Sì. Perché tu mi cancelli le sanzioni, mi cancelli gli interessi di mora che sono maturati dalla data in cui avrei dovuto pagare ad oggi, però mi applichi sulla rateizzazione che tu concedi ulteriori interessi. Attenzione, su un importo rottamabile di circa 100.000 euro, cioè alla fine il conto totale può essere anche abbastanza importante, di 15-20.000 euro in più rispetto a quello che è la somma. Bisogna vedere com'è il sistema di calcolo di una rottamazione di 9-10 anni, perché dovrebbe cambiare il sistema attuale. Ma il sistema attuale andrebbe assolutamente cambiato. Infatti questo è un monito per coloro i quali stanno mettendo a punto questa rottamazione, laddove devono tener conto anche della modalità di calcolo degli interessi. Oggi, se io vado a fare, faccio un esempio su tutti, la sospensione di un mutuo, le rate mi vengono sospese, nel senso che io pago soltanto la quota interessi, però quando vado a riprendere il pagamento mi vengono calcolati gli interessi non soltanto sulla quota residua, ma sull'intero capitale iniziale. Cioè, per fare un esempio, insomma, quindi è un meccanismo contorto e perverso che riguarda però un soggetto privato, la banca, cosa che non dovrebbe però essere applicata quando si parla del soggetto pubblico, perché effettivamente anche per rateizzazione legate alla rottamazione
a mio giudizio andavano applicati degli interessi semplici, senza nessun tipo di calcolo, in modo tale da evitare che il soggetto nella fase iniziale paga più interessi rispetto a quella che è la quota capitale, quindi rispetto a quella che è la quota imposte, perché noi si parla di quota imposte perché andiamo a rottamare solo ed esclusivamente quella che era l'imposta dichiarata e non versata. Cioè, una cosa importante, non parliamo di evasori, parliamo di persone che hanno dichiarato e non versato, quindi di persone leali nei confronti del fisco, e quindi anche un gesto legato a una riduzione di quello che sono gli interessi da pagare per la lunga rateizzazione, secondo me andrebbe applicato. Ultima domanda, dottore, è stato gentilissimo, esaustivo. Praticamente il fee di ingresso di cui si parla della rottamazione quinquies, allora si parla di un 5% per i debiti di un certo importo. Lei che cosa ci può dire su questo argomento? Beh, allora si sta parlando di avere perché inizialmente si parlava di rate tutte uguali, quindi con nessuna percentuale di ingresso. È chiaro che la percentuale di ingresso serve per accrescere ulteriormente quelle che sono le entrate da parte dello Stato, quindi si sta facendo un calcolo rispetto a quelle che sono le risorse che nell'anno 2026 devono entrare nelle casse dello Stato, perché inizialmente si parlava di rate tutte uguali. L'ipotesi più plausibile è di questo 5%, ma che comunque rappresenta un'inezia rispetto a quelle che erano le percentuali che venivano applicate nelle vecchie rottamazioni. Ricordiamo che nella rottamazione quater si pagavano le prime 2 rate a distanza di un mese, erano pari al 20% dell'intero debito. In questo caso effettivamente il 5% rappresenta una piccola quota, ma una piccola quota su una somma rottamabile non eccessivamente elevata. Su una somma rottamabile eccessivamente elevata è comunque una somma importante. Quindi ritengo che forse questo 5% andrebbe rapportato all'entità della somma rottamabile, ossia se la somma rottamabile è 20.000 euro, il 5% ci sta. Se la somma rottamabile è 100-200.000 euro, forse il 5% rappresenta un peso eccessivo che anche con una forma di rottamazione spalmata in 108 rate potrebbe penalizzare, soprattutto nella fase iniziale, il contribuente. Quindi magari andrebbero mitigate e andrebbe rapportato rispetto a quello che è l'entità del debito che io vado a rottamare. Noi speriamo comunque che non ci sia proprio questo 5% e che le rate siano effettivamente spalmate sull'intero periodo senza nessuna fiche di ingresso. Antonino, riusciamo a fare l'ultima domanda al dottore o non c'è più tempo? No, io sono già fuori con il tempo, vi chiedo 10 secondi di pausa, torniamo subito. Sì. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Prego. Ultimissima domanda al dottore, che è stato molto paziente, secondo me ha spiegato le cose in un modo anche molto semplice, molto intuitivo. E volevo dire questo, ma praticamente, dottore, sulle sanzioni a cui lei ha fatto accenno, io sono un po' fissato su questo, ritiene, domanda retorica che le voglio fare, ma ritiene che lo Stato, che continua a chiedere 200, 300, 360% e poi rinuncia a tutte le sanzioni improvvisamente, cosa ne pensa di questo comportamento schizofrenico? Cioè, le sanzioni così elevate e così in astratto, perché se uno paga la rateizzazione, lei mi insegna che paga le sanzioni al 100%. Se paga la rottamazione, paga le sanzioni a 0, più o meno. Allora, quindi io dicevo questo. Cosa si dovrebbe fare con le sanzioni? Perché porre ai cittadini delle sanzioni così elevate per poi arrivare a 0, non so, mi sembra anche... Intanto le sanzioni che noi applichiamo sono ben al di sopra la media di quelle che vengono applicate in Europa, quindi già siamo stati in un certo senso bacchettati. Teoricamente, secondo quello che è il pensiero statale, più sono elevate le sanzioni e più addomestichi il comportamento del contribuente. In realtà così non è, perché le sanzioni devono essere comunque proporzionali rispetto a quello che l'imposta evasa. Io ricordo che
questa è una cosa che effettivamente ha trovato anche varie pronunce favorevoli ai contribuenti. Se io, ad esempio, non pagavo l'acconto sulle imposte, ma alla presentazione della dichiarazione dei redditi pagavo direttamente il saldo, quel comportamento veniva penalizzato attraverso una sanzione pari al 30% delle imposte che io avrei dovuto versare, anche se poi effettivamente quel contribuente le ha pagate tutte, semplicemente, come dire, non ha osservato quello che era il diktat da parte dello Stato di anticipare delle imposte sul reddito che ancora non sapeva di dover dichiarare. Quella, a mio giudizio, effettivamente sono delle forme di sanzioni che irrigidiscono il comportamento del contribuente, perché se il contribuente in questo caso le imposte le ha pagate, non deve essere ulteriormente penalizzato. Ad esempio, se io vado a fare una richiesta di rimborso, sono un'impresa, faccio una richiesta di rimborso IVA di 50.000 euro, l'Agenzia delle Entrate verifica e non mi concede il rimborso. Attenzione, il contribuente ha preso un importo pari a 0, l'Agenzia delle Entrate che cosa fa? Applica una sanzione pari al doppio della richiesta effettuata dal contribuente, cioè il contribuente in questo caso richiede 50 e gli viene combinata una sanzione di 100.000 euro, senza che poi quel contribuente effettivamente ha mai percepito quel rimborso. Cioè sono dei comportamenti totalmente assurdi e avulsi dalla realtà. Cioè non c'è stato nessun danno reale, ma semplicemente perché il contribuente ha richiesto una forma di rimborso che lui riteneva gli spettasse, la sanzione viene commisurata pari al doppio rispetto a quella che era richiesta, perché secondo lo Stato, così facendo, si evita che il contribuente possa chiedere un rimborso se non è convinto al 100%. Quindi, come vede, effettivamente ci sono delle forme legate alle sanzioni che sono fuori da qualsiasi regola. Poi non dimentichiamo che se un contribuente viene sottoposto ad una verifica fiscale attraverso delle semplici presunzioni, cioè perché l'Agenzia delle Entrate ritiene che quell'attività abbia evaso 100.000 euro senza dimostrarlo materialmente, su quei 100.000 euro vengono applicate tout court una sanzione del 30%, cioè anche se quel contribuente effettivamente ancora è in grado di poter dimostrare che effettivamente non c'è stato nessun tipo di evasione. Effettivamente mi sembrano totalmente avulse. Poi ci sono anche altre tipologie di comportamenti che a mio giudizio sono a favore dell'Agenzia delle Entrate e vanno contro il contribuente, perché effettivamente quando il contribuente avvia un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate non combatte mai ad armi pari, ma parte sempre svantaggiato. Il semplice fatto che se la Cassazione rinvia al giudice di secondo grado una determinata causa e il contribuente non lo riassume nel termine ad esempio dei 6 mesi, la causa viene cessata e al contribuente gli vengono recuperate tutte le somme richieste nell'accertamento originario. Questo per dire è una cosa totalmente assurda che andrebbe rivisto. Effettivamente le sanzioni vanno ben al di là rispetto a quello che è stato il comportamento omissivo da parte del contribuente, e questo fa sì che il contribuente si allontana sempre di più da quello che è il fisco. Lei ha sentito sempre, e soprattutto in questi anni, parlare di fisco amico. Il fisco non sarà mai amico del contribuente se l'atteggiamento da parte del fisco è un atteggiamento rigido verso quei contribuenti che non devono essere considerati dei sudditi, ma i contribuenti sono quelle persone che mantengono la macchina dello Stato attraverso il pagamento delle imposte. Quindi ritengo che debbano essere anche aiutati e agevolati e non penalizzati eccessivamente rispetto a determinati tipi di comportamenti che non danno luogo a nessun tipo di danno nei confronti della macchina dello Stato. Benissimo. Allora, io ringrazio entrambi e al piacere di ritrovarvi presto. Allora. Grazie a voi, scusate per come dire la transagonia, diciamo lo sfogo legato a determinati atteggiamenti che ritengo il fisco deve migliorare verso noi contribuenti. Mi metto anch'io e lo stesso avvocato Filippi, siamo entrambi dei contribuenti, quindi facciamo parte dell'entourage legato a quelle persone che si imbattono nei confronti del fisco. Benissimo. Grazie dottore.
Grazie ancora. Grazie Buona serata avvocato, a entrambi. grazie a tutti. Grazie. Allora, ritroveremo l'avvocato Claudio De Filippi con In attesa di giustizia il 16 di ottobre. Nel frattempo, noi siamo agli ultimi minuti della trasmissione, si sono fatte le 19, 39 minuti e 20 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Vi ripeto, la notizia di quest'oggi è che appunto il presidente Trump ha parlato circa un'ora e mezza fa, dicendo in apertura dei lavori di una riunione della sua amministrazione che con la ratifica dell'accordo da parte del governo israeliano, dell'accordo che è stato firmato stamattina a Sharm el Sheikh tra israeliani e Hamas, sulla prima parte del piano Trump per avere la pace in Medio Oriente, ecco, questo implica che lunedì o martedì prossimo gli ultimi 48 ostaggi rapiti il 7 ottobre 2023 torneranno a casa, torneranno nelle mani dei loro cari e dei loro parenti. Per il momento però, mentre il governo appunto Netanyahu sta discutendo se ratificare definitivamente questo accordo, il che implica anche l'immediata entrata in vigore del cessate il fuoco, il ministro della difesa Israel Katz ha comunque dato ordine alle IDF, che sono le forze armate di Israele, di rispondere con piena forza contro Hamas nella striscia di Gaza, in risposta a qualsiasi minaccia o attacco contro le forze armate di Israele. Questo è stato comunicato dall'ufficio del Ministero della Difesa ed è stato aggiunto anche che durante un colloquio con il capo di Stato Maggiore delle forze armate israeliane, generale Eyal Zamir, e altri alti ufficiali, la direttiva resterà in vigore per il periodo tra la decisione del governo sull'accordo e fino alla sua completa applicazione. Proteggere la sicurezza dei soldati delle IDF è la nostra più alta priorità e indica che siamo impegnati alla loro difesa e sicurezza nell'attuale situazione. Il presidente Trump, tra l'altro, è stato interpellato sull'eventuale premio Nobel. Al-Sisi, il presidente egiziano, dice che Trump lo merita. Lui è stato direttamente interpellato da un reporter israeliano alla Casa Bianca, ma ha fatto finta di non sentire la domanda. Ha parlato invece del futuro di Gaza, lo leggo qua su Ynet News, che è uno delle più importanti testate in Israele. Il presidente Donald Trump ha valutato il futuro di Gaza e dei palestinesi in risposta alle domande dei reporter, dicendo: creeremo qualcosa in cui la gente potrà viverci. Non puoi vivere a Gaza adesso, è un posto in condizioni terribili, per cui creeremo delle condizioni migliori per la gente. Riguardo alla soluzione due popoli, due stati, il presidente ha anche detto: non ho alcuna posizione, appoggerò qualunque cosa decideranno le parti. Trump ha anche commentato il fatto che suo genero Jared Kushner, che come sapete è ebreo, ha preso parte ai negoziati, dicendo che è un tipo molto intelligente, è lui quello che ha reso possibile gli accordi di Abramo. Diamo un'altra occhiata a quello che sta succedendo a Tel Aviv, in particolare la BBC ha l'inviata appunto Elis Kaddi. Come vi ho detto, nella piazza degli ostaggi c'è, come si dice, si sta riunendo sempre più gente in attesa appunto di questo ok, di questo via libera al cessate il fuoco da parte del governo di Israele e la successiva finestra di 72 ore per il ritorno degli ostaggi. Elis Kaddi ha parlato con Inbar Goldstein, suo fratello e sua nipote sono morti negli attacchi del 7 ottobre, mentre invece sua cognata, una nipote e altri due nipotini sono stati presi in ostaggio. Sono stati rilasciati nel novembre 2023. La Inbar dice di sentire questa situazione come l'inizio della fine. Abbiamo sperimentato diversi tipi di conclusioni negli ultimi 2 anni, ma adesso sembra il gran finale per il quale stavamo tutti trepidando. Non so che cosa aspettarmi, ma
So che sarà un nuovo modo di respirare e di vivere per tutti noi, perché ci siamo sentiti soffocare negli ultimi 2 anni. Ancora spiega che il ritorno dei propri cari alla fine del 2023 è stato il momento più felice e più amaro al tempo stesso delle nostre vite, perché li abbiamo ritrovati, ma sapevamo che non saremmo mai tornati, non saremmo mai stati tutti assieme di nuovo. Lei scherza, dice: l'energia qui a Hostage Square, la piazza degli ostaggi di Tel Aviv, è spaventosa perché sto provando a non gioire troppo presto. Ho detto che imparerò i passi e mi metterò a ballare insieme agli altri, ma soltanto quando vedrò il ritorno degli ostaggi. Oggi non ballo, sto in piedi, sto ferma, ma sorrido. Però sappiate che presto ballerò anch'io. Trump, dice sempre adesso la BBC, sta ancora parlando qui alla riunione della sua amministrazione, dice che gli è stato chiesto di parlare alla Knesset, il Parlamento israeliano, nel corso della sua visita in Medio Oriente, ha accettato l'offerta, aggiunge anche che è la prima volta che un presidente degli Stati Uniti viene chiamato a fare una cosa del genere, quindi sarà molto interessante, aggiunge anche Donald Trump. Vi devo dire che ha parlato anche Marco Rubio, il segretario di Stato, dicendo che i colloqui del 23 settembre scorso sono stati probabilmente il punto di svolta per quanto riguarda la questione degli ostaggi e che hanno accelerato la possibilità appunto di un accordo. La BBC pubblica, non ve la possiamo mostrare per motivi di diritti, una fotografia di un campo di grano in Israele dove c'è scritto Nobel for Trump. Gli agricoltori hanno scritto date il Nobel a Donald Trump. Sempre il comandante, il capo di Stato Maggiore delle IDF, Eyal Zamir, ha ringraziato le forze armate israeliane e ha detto: la nostra attività militare ha prodotto una conquista politica che prima di tutto appartiene a tutti voi. Nelle prossime ore le IDF continueranno a completare le missioni operative sul campo in attesa del cessate il fuoco, e questo secondo quanto è contenuto nell'accordo firmato quest'oggi. Bene, la guerra è quasi finita, si spera. Nelle prossime ore noi aspettiamo ovviamente novità. Ynet dice adesso che 3 tizi sono stati arrestati in Belgio perché sospettati di preparare un attentato ispirato alla jihad contro i politici del Belgio. Secondo appunto la procura belga, abbiamo anche indicazione che volevano utilizzare un drone come strumento di questa operazione pianificata. Bene, con questo noi abbiamo finito per questa sera. Appuntamento domani alle 18:05 trattabili. Grazie per essere stati con noi. Ci salutiamo con Andrea Bocelli, Proteggimi, dal film Vaillant, la diga del disonore. Oggi sono 62 anni. Un pensiero e una prece anche per tutti voi a Longarone, Erto, Casso e tutti i paesi che hanno sofferto l'infame inondazione. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. E tu proteggimi, sono solo in questo mare, in questa strada quando è sera e intorno sai più niente vola, neanche gli uccelli. Son solo
Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.